Ennesimo weekend segnato dagli incidenti stradali. Nel veronese auto nel Fossato, muoiono zia 71enne, nipote 14enne, un'altra nipote in fin di vita. Nel trevigiano scontro provoca 9 feriti. Auto contro camion, mattinata nera per gli automobilisti lungo la 4 tra Padova e Venezia, le prese con rallentamenti e una coda arrivata anche fino a 10 km. Per oggi e domani è previsto il ritorno della neve anche in colline e pianure, nel veronese strade già imbiancate, la protezione civile e la provincia ricordano l'uso di catene per evitare disagi. È polemica a Padova dopo l'episodio che ha visto un migrante aggredire 2 anziani dopo essere stato rimproverato per come guidava la bicicletta. Vaccini, copertura in crescita in Veneto nel 2017, sia prima che dopo l'entrata in vigore dell'obbligo, anche se ci sono ancora 21.000 tra bimbi e ragazzi non in regola, per loro il ministro dice no alla proroga. Stasera alle 21:15 torna Ring, la politica alle corde, partiti lacerati tra polemiche su razzismo e sicurezza, memoria e ricordo, è un voto che sembra sempre più inutile. A più di 10 anni dalla chiusura riapre il teatro della Bissola a Mestre, mentre una nuova iniziativa approderanno nel parco per restituire alla cittadinanza gli spazi sottratti dagli spacciatori. Ultima domenica di Carnevale a Venezia, in piazza San Marco, il volo dell'Aquila, interpretato da Renzo Rosso, dedicato alla pace, a Mestre folla per il volo dell'asino. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben ritrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali si apre con un'ampia pagina di cronaca, la cronaca che ci riporta ancora una volta sulle strade di sangue in un Veneto che continua a veder mietere vittime come quelle di ieri sera nel Veronese, poco prima delle 19. Un'auto che è finita in un fossato, a perdere la vita sono state una 71enne e la nipote di appena 14 anni. Prima la sbandata, poi l'urto con un'altra vettura e il SUV finisce nel fossato schiantandosi contro un ponticello in cemento. Istantanea del terribile dramma che ha segnato le strade veronesi, via Linale a Belfiore. È qui che si è consumato l'ennesimo tributo di sangue con una famiglia distrutta. Muoiono Luisa ed Emma, zia e nipote, 71 e 14 anni. E c'è un'altra nipote che versa in gravissime condizioni all'ospedale di Verona. La drammatica scena apparsa sotto gli occhi dei soccorritori poco dopo le 19 di ieri sera non lasciava spazio a molte speranze. L'auto accartocciata su se stessa nello stretto spazio del fossato. 2 automediche, 2 ambulanze, i vigili del fuoco e gli agenti della Polstrada, i carabinieri. Lungo la via i lampeggianti e le grida. Per Luisa Piubello di Veronella e la nipote Emma, ragazzina di San Bonifacio, non c'era più nulla da fare. Gravissima ma ancora viva, l'altra nipote adolescente. Erano in 3 in quell'auto piombata come un proiettile contro il ponticello. Dinamica da ricostruire, per ora è il tempo del dolore per una famiglia che deve fare i conti con 2 lutti improvvisi. Resta la speranza che l'altra ragazzina ancora attaccata alla vita possa uscire da quest'incubo, almeno fisicamente. E poche ore dopo, nel Trevigiano, a Cimadolmo, un altro schianto e qui ci sono 9 feriti portati all'ospedale. 9 feriti, 4 dei quali trasportati in ambulanza in ospedale. Mezzi di soccorso del SUEM 118 e dei Vigili del Fuoco ieri sera alle 22:30 a Stabiuzzo di Cimadolmo per l'incidente che ha coinvolto 2 auto che si sono scontrate per cause ancora al vaglio dei carabinieri. Il sinistro in via Roncadelle, dove una BMW e una Hyundai sono entrate in collisione mentre quest'ultima usciva da una laterale. Nello scontro la BMW è finita contro il muro di recinzione di un'abitazione, ribaltandosi poi sulla carreggiata. Nessuno è rimasto ferito in maniera grave, ma i 4 che hanno avuto bisogno del trasporto in ospedale, tra cui una ragazza di 17 anni, sono stati caricati in ambulanza e accompagnati al pronto soccorso di Oderzo e di Treviso. Gli altri si sono fatti medicare sul posto o hanno raggiunto l'ospedale con mezzi propri. Ma non è finita, chi si è messo in autostrada, lungo l'autostrada in A4 stamattina tra Padova e Venezia ha vissuto una mattinata da incubo perché è rimasto probabilmente imbottigliato in una lunga coda. Sono arrivata una coda fino a 10 km di lunghezza per un altro schianto avvenuto appunto lungo la A4 tra Padova e Venezia. Allora ci descrive questa mattinata da incubo Paola Gazziola in diretta telefonica. Paola. Davvero un lunedì nero per il traffico questo oggi, un incidente tra un mezzo pesante con perdita parziale del carico di granaglie e 2 automobili hanno bloccato questa mattina l'autostrada A4 tra Venezia e Padova in direzione Milano.
provocando una coda che in un orario caratterizzato da un traffico intenso ha raggiunto i 10 km. Da un primo riscontro le persone coinvolte non sembrano aver riportato conseguenze. Le conseguenze per la circolazione invece sono state pesanti, visto che per le operazioni di soccorso si poteva transitare esclusivamente in corsia d'emergenza, un'ora più tardi solo in prima corsia. Per il momento da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Paola Gazziola e attenzione sulle strade nelle prossime ore perché anche in pianura, perché è previsto il ritorno della neve, o meglio almeno in pianura nevischio, neve mista a pioggia, ma che potrebbe portare disagi alla circolazione. La perturbazione in arrivo sul Veneto infatti porterà tra le prossime ore e la prima parte di domani precipitazioni estese anche a carattere nevoso fino a quote collinari, localmente anche in pianura sotto forma di pioggia mista a neve con probabili accumuli nevosi di alcuni centimetri. Lo ha decretato, lo ha previsto l'agenzia regionale ARPAV e sulla base di queste previsioni il centro funzionale decentrato della protezione civile della regione del Veneto ha emesso la fase operativa di attenzione per nevicate in zone di pianura collinari dei fondovalli prealpini fino alle 8 di domani mattina. Inoltre, essendo il clima particolarmente rigido, potrebbe formarsi il ghiaccio durante la notte. Tutto questo ovviamente ha ripercussioni forti soprattutto nella zona del Bellunese, dove già questa mattina c'è stata la nevicata, apporti di neve fresca variabili tra i 2 e i 10 centimetri e tutte le strade in gestione a Veneto Strade risultano percorribili. Al di sopra dei 1000 metri sul livello del mare si consigliano ovviamente le catene a bordo e quindi sia la protezione civile che la provincia ricordano a tutti i veicoli di munirsi di pneumatici invernali, di avere a bordo le catene da neve o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati per evitare che si creino, come è già successo in passato, forti disagi alla circolazione. Chiudiamo adesso questa pagina dedicata alle strade, ovviamente doverosa, non solo per i drammi e le tragedie, ma anche per informarvi di quanto potrebbe accadere nelle prossime ore, e torniamo a parlare di polemiche sulla violenza, sulla sicurezza e che hanno a che fare con i migranti. A Padova c'è una polemica dopo un episodio accaduto in centro città con 2 anziani che sono stati picchiati da un richiedente asilo perché era stato rimproverato. Brutale aggressione a Padova ai danni di 2 anziani, protagonista un migrante di 39 anni, marocchino con il permesso di soggiorno scaduto, senza fissa dimora. È quasi incredibile, è la causa che ha scatenato la violenza. In via Altinate, pieno centro e zona pedonale, e con l'affollamento dell'ora di pranzo, l'uomo in bicicletta ha quasi travolto un'anziana che passeggiava sul marciapiede con il suo cane e che ha apostrofato lo straniero, il quale è tornato indietro picchiando il cagnolino, la donna e un 60enne che era intervenuto per difenderla. È stato necessario l'intervento di 2 pattuglie della polizia per arrestare l'uomo con l'accusa di lesioni gravi e maltrattamento di animali. Il 60enne padovano è finito all'ospedale con tagli e contusioni al volto. A Vicenza invece un'anziana aggredita e scippata ieri mattina al parco, era uscita per fare una passeggiata, è successo in zona San Bortolo in città. Un uomo si è avvicinato mentre l'anziana stava camminando, ha cercato di strapparle la borsa, lei ha tentato di reagire trattenendola, ma lui era più forte. La donna di 92 anni era uscita per fare una passeggiata, ieri mattina è stata scippata al parco in zona San Bortolo. Ha cercato di fermarlo ma è bastato stringere più forte a sé la borsetta che la reazione violenta l'ha fatta cadere a terra. L'uomo è scappato. Siamo in zona San Bortolo, la polizia, cui è stata depositata la denuncia, sta cercando il responsabile. L'uomo potrebbe essere un africano. La malcapitata ha riferito infatti agli agenti che si trattava di un uomo di colore. Allora parliamo di vaccini. Sabato è stato reso pubblico il report delle vaccinazioni in Veneto nel 2017, una copertura in crescita in Veneto sia prima che dopo l'entrata in vigore dell'obbligo con la legge Lorenzin, anche se ci sono 21.000 bimbi tra bimbi e ragazzi che non hanno ancora effettuato le vaccinazioni obbligatorie. E proprio poche ore dopo la pubblicazione del report è arrivata la precisazione del ministro Lorenzin, che ha confermato nessuna proroga dopo il 10 marzo, quindi chi non sarà in regola, nonostante i tanti appelli che sono arrivati anche dal Veneto da parte dei sindaci di molte province, chi non sarà in regola verrà sanzionato. E per quanto riguarda i bimbi da 0 a 6 anni, quindi per le scuole materne, chi non sarà in regola non potrà frequentare la scuola materna. Sentiamo.
Vaccinazioni in Veneto. È un quadro confortante quello che emerge dal report 2017 redatto dalla direzione regionale del Veneto. L'adesione ai vaccini in Veneto nella fascia d'età tra 2 e 16 anni è continuata a crescere sia prima che dopo l'obbligo imposto dalla legge Lorenzin. Tuttavia sono ancora 21.000 i bambini e ragazzi fino a 16 anni che non hanno ancora iniziato il percorso vaccinale. Di questi 8.500 sono in età prescolare da 0 a 6 anni e quindi sono a rischio di esclusione dalla scuola, dati regionali che sostanzialmente confermano il trend registrato nella Marca. In questo caso qua abbiamo un numero abbastanza considerevole, circa 600 o 500 anzi per essere esatti, i bambini minori che non hanno assolto a questo obbligo vaccinale. Io credo che arriveremo a richiamare ancora le famiglie per tentare un ulteriore approccio al fine di evitare appunto questo provvedimento importante che è quella della non ammissione a scuola. In generale nel Veneto, nella fascia d'età 2-16 anni, la copertura per 3 dosi di poliomelite, rappresentativi anche per i vaccini per polio, difterite, tetano, per tosse, epatite B ed emofilo, ha raggiunto il 95,5% ed il 94,7% per una dose di morbillo, rappresentativa anche per la parotite e la rosolia. La cronaca giudiziaria ci porta a Treviso con la storia incredibile di un marito che ha ingaggiato una lunga battaglia legale nei confronti dell'ex moglie che l'ha abbandonato assieme ai 3 figli per seguire un santone. Ha lasciato tutto, i 3 figli, il marito, la casa, tutto per seguire un santone fondatore di una setta che l'ha irretita assieme ad altre persone e l'ha convinta a seguirlo all'estero. Sono passati anni ed il marito, dopo aver ingaggiato e vinto diverse battaglie legali che gli hanno consentito, dopo un vero e proprio calvario giudiziario, di riuscire ad ottenere l'affidamento dei bambini, si trova ancora in difficoltà. Negli anni, per mantenere la famiglia, nel frattempo si è risposato ed ha avuto un altro figlio, l'uomo ha perso tutto ciò che aveva ed è alle prese con cartelle esattoriali non pagate. Un nuovo angosciante capitolo che l'uomo spera di vedere risolto una volta per tutte con l'ennesimo processo nei confronti della moglie che, secondo l'accusa, si sarebbe sottratta all'obbligo morale ed affettivo verso figli e marito, facendo anche mancare il contributo economico per il mantenimento dei bambini che era stato stabilito dal giudice dopo l'abbandono della famiglia per seguire il santone. Sempre a Treviso un pensionato paga la multa con l'home banking ma sbaglia a digitare la somma, dimentica la virgola dei centesimi ed effettua per errore un bonifico di oltre 21.000 euro. La comodità è innegabile. Grazie al servizio di home banking, con un click dal computer di casa si possono pagare bollette, fare acquisti, fare bonifici, ma se non si sta bene attenti i rischi in agguato potrebbero costare davvero cari. È quanto accaduto ad un pensionato padovano che dopo aver preso una multa in centro a Treviso ha deciso di pagare la sanzione di 217 euro attraverso appunto il sistema di home banking. Non l'avesse mai fatto perché al momento di digitare la somma da pagare, 217 euro e 33 centesimi, si è dimenticato di scrivere la virgola dopo il 7 prima del 33, effettuando di fatto un bonifico di 21.733 euro. Quando se n'è accorto all'uomo è venuto un colpo, si è attaccato al telefono per avvisare la polizia locale dell'errore, ha scritto raccomandate e alla fine, per fortuna per il pensionato, tutto si è risolto per il meglio. Tramite bonifico l'uomo ha riavuto i 21.515 euro che aveva pagato in più. Dopo 10 anni la riapertura del Teatro della Bissuole, nuove iniziative che approdano nel parco e l'obiettivo è uno solo, quello di restituire alla cittadinanza quegli spazi che sono stati sottratti dagli spacciatori. Torna a vivere il centro civico del Parco della Bissuola. L'amministrazione comunale ha risposto alle richieste dei cittadini che da tempo invocavano a gran voce la riapertura dello storico teatro, chiuso ormai da oltre un decennio, stanziando 600.000 euro per i lavori di restauro e messa a norma che porteranno alla certificazione di prevenzione incendi, all'aggiunta delle poltrone per il pubblico oggi mancanti e all'inserimento di una scenografia adeguata alle future attività.
È un segnale importante che vogliamo dare a quel territorio, ma non saranno solamente opere edilizie, ma sarà pieno anche di attività di altra natura, anche una natura sociale, ricreativa, giovanile, con la biblioteca che sarà dedicata agli studenti, con attività con le scuole, attività sportive. Quindi 600.000 euro per lavori, ma altrettanti soldi saranno investiti per attività sociali e ricreative. Nel corso del 2018 verranno avviati 5 progetti in ambito sociale e culturale a sostegno del rilancio dell'area della Bissuola, che si svilupperanno intorno alla biblioteca specializzata in tematiche riguardanti gli adolescenti, i giovani e gli universitari, al centro internet P3 e agli altri spazi comuni. Lo scopo è anche tornare a impadronirsi di luoghi che nel tempo erano diventati terreno fertile per spacciatori e sbandati all'interno del parco. La sicurezza va di pari passo poi con la rianimazione sociale. Il lavoro dell'amministrazione sul fronte della sicurezza è evidente, non ci sono mai stati così tanti vigili schierati per la sicurezza, tuttavia alle volte non basta, vanno anche proposte delle attività, è quello che stiamo facendo al Bissuola ma anche da altre parti, ad esempio col bistrò in Piazzetta Olivotti in fondo a Via Piave e in altre attività, quindi repressione, sanzione e animazione sociale. Il volo dell'Aquila a Venezia con Renzo Rosso protagonista e poi il volo dell'asino a Mestre, tutto questo per l'ultima domenica di Carnevale dopo la pubblicità. Rieccoci in studio, prima edizione del nostro telegiornale, parliamo di Carnevale, dell'ultima domenica di Carnevale vissuta tra Venezia e Mestre. A Venezia il volo dell'Aquila con Renzo Rosso protagonista e un inno alla pace, e a Mestre il volo dell'asino in piazza Ferretto. Che quando sei là in alto all'inizio è emozionante, molto emozionante. Facile come una passeggiata, sembra voler dire facendo finta di camminare nel vuoto durante la discesa dal campanile di San Marco. Lui è Renzo Rosso, l'imprenditore vicentino innamorato di Venezia, protagonista del volo dell'Aquila di ieri. Più che una camminata, una cavalcata, come suggeriscono le note di Wagner, ma la musica cambia quando l'Aquila si posa sul palco, dove ad accoglierla ci sono, bellicose, le maschere di Donald Trump e del presidente nordcoreano Kim Jong-un. Fare la pace, in fondo, è una cosa facile come camminare, appunto. Basta premere l'apposito pulsante e come per magia dal cielo scendono tanti cuoricini. I due presidenti si abbracciano e ballano insieme. Direi che è un bellissimo messaggio, poi è carnevale, festa, per cui divertiamoci. Poi il mondo è già così tanto triste, un po' di gioia non fa male. E mentre in piazza San Marco scoppiava la pace, piazza Ferretto a Mestre si godeva il volo dell'asino, irriverente contraltare di terraferma al carnevale veneziano. Festa all'insegna della modernità, con famiglie e bambini in maschera a gremire la piazza e a scortare l'asino volante lungo le sue piroette in aria. A scegliere Mestre anche Luigi Brugnaro. Sono orgoglioso di essere qui, ha detto il sindaco. A Mestre c'è il nostro futuro. Ci sono i giovani e ci sono le famiglie. Tanti colori del carnevale, tanti colori come i colori del taxi di zia Caterina, la chiamano così, ed è una signora che porta in giro questo taxi per dare il sorriso a chi ha conosciuto la sofferenza. Qualche giorno fa la tappa trevigiana, Villorba. Io ti racconto una storia, ho perso il mio compagno per un cancro, ho visto morire tanti bambini, posso venire a condividere il dolore di tua figlia? Posso venire a diventare zia nella vostra vita? Questo voglio fare. Si racconta così Caterina Bellandi, al secolo la zia che guida il taxi dell'amore, a chi gli chiede il perché di questa sua missione. Perché il suo Milano 25, taxi regolarmente registrato in comune a Firenze, è il simbolo di un tunnel di disperazione superato con l'amore verso i più piccoli. Il mio amore era un tassista e quando prima di morire mi ha detto tu sarai me, sarai Milano 25, era una sigla, era anche niente, per me era un numero da giocare all'otto. E adesso è tutta la mia vita. Così Caterina ha fatto di questo taxi il simbolo della condivisione dei momenti difficili delle vite di tanti bambini, ma anche di tantissimi genitori. Una missione benedetta da Papa Francesco e condivisa da nomi dello spettacolo come Giovannotti. Un taxi coloratissimo che ha e sta facendo parlare il mondo per un impegno che oggi ha ricevuto il sostegno dei ragazzi della scuola media di Lancenigo. Per lei? Grazie. Ma siete bellissimi.
Denaro che non servirà però al taxi, ma ad altri bambini. I bambini fanno il controllo dei guariti quando hanno gli osteosarcomi che per esempio guariscono per 10 anni. Vengono a Firenze a fare i controlli e lasciano la scuola, serviranno per aiutarli nel recupero delle ore perse, magari per un insegnante, serviranno per mangiare una pizza in più, serviranno per investire bene la loro nuova e futura vita. Così anche la consegna di una raccolta fondi fatta col cuore è diventata una lezione sulla condivisione dei momenti bui della vita. La compassione è proprio, non è pietà, non mi fa dispiacere vedere che stai male, ma mi fa gioia patire con te e quindi condividere. È proprio differente come concetto e mi piace che i ragazzi lo abbiano chiaro, perché fare questo significa migliorare se stessi e migliorare la società intorno a noi. Grazie. Continua il nostro viaggio come sempre nei ricordi, nella memoria della Grande Guerra, anche negli oggetti della Grande Guerra, ad esempio un singolare altarino votivo che abbiamo trovato a Crespano del Grappa, ma anche la storia dei crisantemi del capitano. Sentiamo. Questo cimelio io l'ho trovato nella casa di mia mamma vecchia, dove praticamente nel 15-18 dormivano gli ufficiali e davanti sul brolo c'era l'accampamento. I soldati allora, quando erano in libera uscita, per passare il tempo facevano diverse cose, tra cui ho trovato dopo 100 anni questo in un cassetto. Eccoli i volti di alcuni di questi soldati, volti giovani invecchiati dai baffi e dalla guerra. Nessun sorriso, solo la consapevolezza che per alcuni di loro sarebbe rimasta solo questa fotografia e un oggetto come questo. Una piccola statua dentro 2 bossoli riconvertiti. È una testimonianza di fede e di devozione che cercavano nella follia della guerra. Un piccolo oggetto tenuto gelosamente all'interno della divisa, talvolta cucito per essere sicuri di non perderlo durante gli assalti. Dovrebbe essere chiamato un altarino tascabile, perché loro credo che quando erano al fronte praticamente pregavano Sant'Antonio con questo oggetto in mano. Segno di come nell'inferno delle bombe, del sangue e della morte la fede fosse l'unico appiglio di speranza. Segni di un'umanità rurale legata profondamente al santo della natura e della pace. E guardando questa fotografia si percepisce come la Grande Guerra sia stato l'olocausto di tutti e che a vincere alla fine sia stata solo la morte. Per questo ogni volta che Giuseppe Serena apre l'altarino di Sant'Antonio subito riaffiora un altro ricordo, quello del capitano di questi soldati. Era l'ingegner Parodi di praticamente Sanremo e lui ogni anno, finita la guerra, mandava su a mia mamma e alla mia famiglia, a mio zio, mandava su un cesto di garofani, crisantemi scusi, per portarli ai suoi soldati al cimitero di Sant'Eulalia e su in cima a Grappa. Siamo in chiusura, vi ricordo gli appuntamenti con la programmazione a partire da ore 13 fra pochissimo, anzi prima scusate vi ricordo se avete un oggetto, una storia da raccontare legato alla Grande Guerra, lo stiamo raccontando noi ogni settimana come questo bel servizio che abbiamo visto di Lucio Zanato, lo potete fare mandando un sms, un WhatsApp a 340 321 8728 oppure mandando una mail a treviso@antena3.it, mostrateci il vostro oggetto della Grande Guerra e raccontateci la sua storia. Stavo dicendo, ore 13 fra pochissimo ed è un argomento ahimè attualissimo, sempre attuale, tanto più oggi visto che abbiamo aperto il nostro telegiornale con una terribile tragedia della strada, sicurezza stradale, perché aumentano gli incidenti mortali? Ci si chiede questo oggi ore 13 con Alessandro De Ruosi, comandante della Polizia Stradale di Treviso, Diego De Leo, psichiatra e presidente di De Leo Fund Onlus e Silvano Zancaner, direttore di Medicina Legale, Dipartimento di Prevenzione ULS 3 Serenissima. Quindi attenzione, molto importante come tema questo di oggi, ore 13 sulla sicurezza stradale. Poi questa sera 20:10 continua il nostro viaggio per conoscere i protagonisti di quelle che saranno le elezioni del 4 marzo, le politiche.
Questa sera in studio ospiti Andrea Ferrazzi del Partito Democratico e Lorenzo Monaco di Forza Nuova. E poi alle 21:15 c'è Ring, come sempre, come ogni lunedì, il talk show dedicato alla politica alle corde. Un paese sotto shock, un paese diviso, un paese lacerato e un voto che sembra sempre di più inutile, tante polemiche che riemergono non solo sulla questione razzismo dopo i fatti di Macerata, ma anche sulla sicurezza dopo la tragica rapina a un gioielliere a Napoli con il gioielliere che ha ucciso il rapinatore, quindi sicurezza, razzismo, ma anche la memoria, il ricordo, le foibe e chi si è scagliato addirittura contro la memoria delle foibe. Insomma, un paese lacerato da queste polemiche e di fronte a un voto che potrebbe non avere alcun senso o alcun esito, visto la struttura di questa legge elettorale davvero poco che può portare a una ingovernabilità del paese. Quindi questa sera ospiti con Ferdinando Avarino, Alessandro Bisatto, il segretario del Partito Democratico del Veneto, l'onorevole Flavio Zanonato di Liberi e Uguali, la senatrice Enrica Stefani della Lega Nord e Maurizio Motta del Movimento 5 Stelle. Questo per quanto riguarda Ring, adesso vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Una bassa pressione sull'Italia porterà un tempo lievemente instabile sulle nostre regioni, inizio di settimana dunque all'insegna di qualche pioggia. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto molte nubi e cielo coperto sulla nostra regione con qualche debole precipitazione, generalmente di debole intensità, possibile soprattutto su Veronese e Rodigino. In serata piogge anche sul veneziano. Le temperature massime saranno comprese tra 5 e 8 gradi, valori minimi tra lo 0 e i 5 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà una giornata piuttosto grigia e nuvolosa sulla nostra regione, il cielo infatti risulterà spesso coperto un po' su tutti i settori con qualche debole piovasco a carattere sparso. Le temperature massime saranno comprese tra 5 e 9 gradi, valori minimi tra lo 0 e i 2 gradi circa. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui il tempo risulterà instabile con qualche precipitazione sul Trentino, localmente anche a carattere nevoso sui restanti settori anche a quote basse. Infine uno sguardo alle temperature, le massime si attesteranno intorno agli 8 gradi, minime comprese tra 4 e 5 gradi circa. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti moderati nord-orientali. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.